Presidente Grassi, oggi è una giornata importante per il futuro della Varese produttiva. Voi che cosa avete pensato per la Varese del 2050? Ma la Varese del 2050 l'abbiamo voluta vedere non solo sotto un aspetto produttivo, ma come una Varese che sia inclusiva, che sia attrattiva soprattutto per i giovani del 2050. Una Varese che abbia i suoi fondamentali sicuramente sul tessuto manifatturiero, quindi su un tessuto fortemente orientato ad un aspetto economico, ma anche una Varese fortemente orientata al tema del sociale e quindi che sia inclusiva, una Varese dove possa diventare anche un luogo dove i giovani possono trovarsi bene per vivere. Siamo alla vigilia della formazione del nuovo governo. Qual è l'emergenza per le aziende? Abbiamo l'emergenza di ridurre il costo dell'energia. Siamo sull'orlo di un baratro, siamo di fronte a una situazione paradossale dove abbiamo delle aziende che hanno i fondamentali giusti, che hanno dimostrato grande resilienza dopo la pandemia, riprendendo quote di mercato e incrementando quote di mercato, che oggi si trovano ad essere col portafoglio ordini pieno, ma non più in condizione di rimanere aperte perché il costo dell'energia ha completamente messo in ginocchio queste importanti realtà industriali del nostro territorio. Bisogna recuperare ancora il patto per l'Italia lanciato l'anno scorso dal Presidente Bonomi? È la strada giusta? Assolutamente sì, e quello che noi presentiamo qua oggi con il nostro piano strategico per la Varese del 2050 è un po' una consecuzione di quello che è il patto della fabbrica lanciato dal nostro Presidente Bonomi.